Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. È un venerdì nel quale cercheremo di fare un po' di luce, di darvi delle risposte, di cercare anche di comprendere meglio quel che sta accadendo in Siria. Abbiamo dato un titolo abbastanza pesante, l'attacco turco in Siria, perché i potenti se ne fregano, se ne sono lavati le mani, hanno fatto promesse e non le hanno mantenute. In questo momento, proprio nel quale appunto parliamo, ci sono 120 ore di tregua armata, cioè siamo lì ad aspettare cosa succede, ma cosa succede? Che qualcuno viene cacciato da un posto che tecnicamente dovrebbe essere suo. Discutiamo il tutto con Antonio Cosm, già generale della NATO, ma è per di più, lei era come 007, giusto? Esatto, sì. Cioè? Il ruolo era quello. Ero il capo del controspionaggio e sicurezza del comando supremo della NATO. Avete capito, non un generale qualunque, chissà quante cose sa, non me le può raccontare. No. Beh, sarà piacere. Vabbè, dai, faremo delle trasmissioni e andremo a scoprirlo. Poi abbiamo Michele Fassina, rappresentante dell'Associazione degli Immigrati ed Extracomunitari di Padova, nonché Associazione AIE, benvenuto. Buongiorno agli telespettatori. E davvero il piacere di venire in studio con noi Mustafa Kilse, medico siriano, che tra l'altro lei mi diceva è stato in Siria un mese fa, quindi ci racconterà proprio che cosa sta succedendo, che cosa ha visto lui con i suoi occhi. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una guerra molto difficile da comprendere, da capire, non capiamo spesso chi sta con chi ha fatto delle promesse e non le ha mantenute. Abbiamo sentito in questi giorni tuonare Trump, abbiamo sentito Putin, abbiamo sentito forse l'Unione Europea, gran poco, abbiamo sentito chi di dovere lasciare che la situazione abbia preso quella che vediamo adesso essere la piega, ovvero che la Turchia in fondo si sta prendendo un pezzo di terra che non è suo. Allora vado da Michele Fassina perché lei è abbastanza agguerrito in questo momento ed è proprio, come posso dire, assolutamente contro la Turchia. Beh, non potrebbe essere diversamente, visto e considerato che la Turchia, come poi ci spiegherà il generale, fa parte della NATO e quindi l'Unione Europea è pienamente coinvolta. L'ultima sortita appunto americana anche in questo senso, facendo la colomba di turno, mi pare veramente una ipocrisia senza precedenti, perché sono stati loro i mandanti occulti per questa, come dire, invasione e ovviamente io come migrante, ma soprattutto come eritreo, condivido pienamente la battaglia e la resistenza soprattutto del popolo curdo, perché in analogia con quello eritreo abbiamo una storia comune fatto di non violenza, fatto della popolazione civile, soprattutto delle donne. Le donne sia in Eritrea che in Kurdistan, così come in Palestina, sono il punto di riferimento non solo operativamente, ma soprattutto sono quelle che si stanno portando sulle spalle questi paesi. Quindi credo che da questo punto di vista rimettere in discussione la guerra non è tanto quello che ci vogliono far sembrare una questione di confini, ma è una questione di che cosa e di quale modello economico e sociale rappresenta oggi il popolo curdo e soprattutto la popolazione appunto al femminile, che vuole una società non basata sulla pura economia, non sul capitalismo, ma sull'utilità reciproca, sull'economia circolare, su una ricomposizione del sistema patriarcale, elementi che a mio modesto parere, al di là del fatto che
i curdi e il popolo curdo sono l'unico antidoto all'ISIS, quindi anche da un punto di vista degli interessi proprio cinici degli europei non capisco il fatto che li abbiamo completamente abbandonati, anzi in qualche modo da un punto di vista anche cioè non è che militare. li hanno abbandonati, che le fascina, se uno va a leggere insomma un po' la storia, cosa si accorge? Si accorge che quando sono stati utili li hanno usati. Certo. Li hanno ingaggiati, poi abbandonati in questo senso. Qual era la promessa? Usa e getta. La promessa era, caro popolo curdo, ricordiamo che il popolo curdo è composto da 35 milioni di soggetti, quindi non stiamo parlando di un popolo piccolo, fate finta un po' di più della metà dello Stato italiano. E cosa è successo? Quando c'è stato il momento di combattere il califato islamico, l'ISIS, gli hanno detto combattilo e finalmente ti daremo quello Stato che ti abbiamo promesso nel 1920. Cosa che non è poi accaduta. Allora, che cos'è? È un popolo, ho trovato una bella definizione, mi è piaciuta, un popolo senza terre e una serie di terre che l'hanno scacciato. E quindi, come dice Michele Fassina, attenzione, sentiamo questa guerra siriana lontana, alle volte vicina, sentiamo parlare di embargo, sentiamo parlare di tante questioni, è il popolo che sta tenendo buono la situazione dell'ISIS, anche perché con tutti questi bombardamenti tantissimi detenuti appartenenti all'ISIS sono scappati dalle carceri. Antonio Cosma, questa bella Turchia che chiede di entrare nell'Unione Europea, che fa parte della NATO, è una Turchia pesantissima con questo Erdogan, lei cosa pensa? La Turchia fa il mestiere della Turchia, come tutti quanti noi, ognuno tira per sé. Allora, siccome avevo anticipato che il mio momento è stato quello della sicurezza in Europa, devo dire che già dal 91, quando poi finì la guerra fredda, ci fu un problema grosso, perché c'era allora il PKK, come ancora c'è il Partito Comunista Combattente, che ogni sera usciva dai confini della Siria, del nord, entrava in Turchia nei villaggi e creava dei grossi problemi, cioè uccideva un sacco di gente. Per cui a me fa specie, per motivi ideologici, naturalmente. Cioè dice come le Brigate Rosse? Come le Brigate Rosse, era terrorismo, era il pre-ISIS, chiamiamolo pre-ISIS, possiamo chiamarlo, no? Quindi in pratica questo PKK era un pre-ISIS. I turchi non riuscivano a reagire perché? Perché erano legati proprio alla NATO. E la NATO proibiva che, vi faccio un esempio, nell'81 in Italia ci fu il terremoto dell'Irpinia, no? Bene, noi dico le forze armate, spostavano 20.000 uomini in una settimana per dare soccorso a quelle popolazioni dove l'esercito non c'era. Cosa dovette chiedere il governo italiano alla NATO? Per cortesia permettetemi di andare in Irpinia con 20.000 uomini e toglierli dalla difesa contro il patto di Varsavia. E la NATO autorizzò. In questo caso, se Erdogan fosse stato un po' più sagace, avesse chiesto alla NATO, guardate, ho intenzione di fare questo, va bene? Sappiate che lo faccio, la NATO avrebbe, non dico giustificato, ma quantomeno avrebbe saputo di queste sue intenzioni. Non avendo chiesto nessun permesso, Erdogan si è messo dalla parte del torto, soprattutto nei confronti della NATO. Ma quindi secondo lei avrebbe ragione Erdogan? Avrebbe forse avuto ragione se la NATO avesse autorizzato, cioè io per motivi nazionali ho bisogno di spostare le mie truppe nella Siria del Nord per fare quello che sto facendo, cioè in pratica Erdogan vuole impossessarsi di questi 30 km di profondità e 450 km di larghezza per poter mettere le sue truppe lì e far sì che il PKK soprattutto non intervenga ogni sera a ammazzare la gente. È come se io dicessi lo Stato italiano si impadronisce di un pezzetto della Slovenia, di un pezzetto dell'Austria, un pezzetto della Svizzera, non so, un pezzetto della Francia al confine e dice là ci metto le mie truppe, no. No, non si può assolutamente. Ma siccome c'è quel bellissimo libro, anche le formiche nel loro piccolo, scusate il termine, si incazzano, E allora che succede, cara Daniela? Succede questo, che la Turchia ci sta provando a prendersi in maniera impropria questo spazio, che poi sarebbe una regione grande quanto la Toscana in pratica. Parliamo di una, sono 15.000 metri quadrati, esatto, mi sembra. Come la Toscana. Se ne impossessa, si schiera i suoi 160.000 uomini con carri armati, artiglierie, aeroplani, e il PKK, il famigerato come chiamano loro, PKK, non potrebbe fare quello che ha fatto per tanti anni. Bene.
Ora cosa succede? Però allora io devo andare in pubblicità. Gli uomini del PKK e di altri partiti, altre sigle kurde sono stati utili quando c'è stato il problema di reprimere l'ISIS, e allora qui c'è un problema anche con gli americani, perché non c'è dubbio. Qui c'è proprio un problema fortissimo. Io devo andare in pubblicità. 049 4906 054. Ora voi da casa cosa pensate di questo conflitto del quale sentite parlare, e sentite parlare spesso anche Erdogan, che ha detto beh allora io faccio quello tra virgolette che voglio, se no vi mando 3,5 milioni di profughi siriani in Europa, dopo che l'Unione Europea gli ha dato una valanga di euro. Gli Stati Uniti dicono faccio l'embargo, ma sì, ma no, c'è poco da dire, c'è soltanto da comprendere. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Se volete intervenire, se volete cercare di dire anche la vostra su questa questione turca, siriana, su questa guerra della quale abbiamo sentito parlare, nella quale vediamo le città svanite in polvere, profughi che come sappiamo ce ne sono davvero molti in Turchia, perché comunque noi, l'Unione Europea, abbiamo dato dei soldi, e c'è una bella immagine che fa forse capire anche perché tutto sommato, caro generale Cosma, Erdogan vuole anche quel pezzo di terra, e i motivi sono 27 miliardi di euro di motivi. Allora vediamo se gentilmente la regia la manda in onda. C'è un bel villaggio che non è un villaggio vacanze, è un villaggio che lui vuole costruire, lui vuole realizzare. Guardate un po', è una parte, questo è un rendering parziale, un'immagine parziale, quindi il dato economico anche qui ha il suo peso. E allora vengo al nostro Mustafa Kilse, medico siriano. Intanto lei è stato da poco nella sua terra, la sua Aleppo, giusto? Sì, 20 giorni fa. Anzi, e com'era questa città che le ha dato i natali? Beh, dove sono andato, ad Aleppo, purtroppo è quasi distrutta, la metà della città è distrutta, ma non è distrutta dai curdi, è distrutta, diremo, durante la ribellione dei siriani, e la risposta perché chi a casa non capisce, perché i siriani si erano ribellati, a che e a che cosa? Beh, qua entriamo a un altro argomento, ma comunque... Rapidamente, ma chi si erano ribellati? Nel 2011 sono state tantissime manifestazioni pacifiche contro il governo per chiedere la libertà, democrazia, guerra alla corruzione, eccetera, eccetera. Purtroppo andando avanti si è trasformata in una lotta armata, perché sono entrati altri elementi. Io adesso non vorrei entrare in argomento, perché questo ci vuole una seduta molto lunga per spiegare questa rivolta, il perché e come, è molto lunga. Oggi siamo per il discorso dei curdi. Io certamente con Erdogan e con la Turchia non potrei essere mai d'accordo con questa guerra, perché lui sta facendo la guerra nella terra degli altri, nella terra di Siria, perché lui bombarda non a casa sua, bombarda da noi, è tutta una terra siriana che lui bombarda, che invece di venire a fare la guerra ai curdi, che lì un altro discorso possiamo anche discuterlo a parte, che meno che dia alla sua popolazione curda che c'è in Turchia, che sono 20 milioni, in Turchia ci sono 20 milioni di curdi, che al minimo gli dia l'autonomia. Non dico di dargli uno Stato, ma dai l'autonomia sia linguistica, sia informativa, sia la libertà di agire come persone kurde, capisci il discorso? Quindi scusi dottore, lei dice che Erdogan doveva dare uno Stato come è capitato in Iraq, no? Dentro l'Iraq c'è un piccolo Stato curdo, oppure c'è... Si comincia sempre con l'autonomia, poi come nel Kurdistan iracheno, prima hanno cominciato con l'autonomia, poi hanno fatto il referendum per fare uno Stato curdo autonomo, perché il Kurdistan iracheno confina col Kurdistan turco e confina in pochi chilometri con dove risiedono i curdi in Siria. Io con i curdi
mi dispiace perché loro soffrono continuamente sia dai turchi, sia dai iracheni, sia dai iraniani, perché anche in Iran ci sono dei curdi, 10 milioni. In Iran ci sono 10 milioni di curdi. Guardi, abbiamo anche una mappa nella quale, un'immagine nella quale si vede quanto è estesa la popolazione, perché si trova, fate finta che gli italiani siano un po' in Francia, un po' in Spagna. Beh, questi immigrati in Francia, in Spagna. No, però proprio come comunità. Comunità kurda in Germania è la più grande. Allora, vedete, sono sparsi tra la Siria, l'Iran, l'Iraq, l'Armenia, la Turchia, cioè sono 35 milioni, non sono bazzecole. No, sono tanti, sì, ma in Siria è pochissimi, neanche 1,5 milioni in Siria, e che io non sono d'accordo con loro per questi 1,5 milioni, perché poi non è che erano, insomma, erano in Siria da tanti anni, erano scappati dalla Turchia, dall'Iraq, dall'Iran. No, io non sono d'accordo con loro di creare, prendere un quarto dello Stato siriano per fare un Stato curdo, no. E allora dove li mettiamo questi curdi? No, i curdi sempre stati i nostri fratelli, sempre hanno vissuto con noi in Siria, sempre, e hanno gli stessi diritti, hanno diritti come i siriani, fanno militare, servizio militare, impiegati nello Stato, normale. In Siria 1,5 milioni di curdi vivono tranquillamente come noi, non esiste la differenza. In Siria ci sono 10 etnie. Se un'etnia ha 1 milione di abitanti o 2 milioni, gli diamo un Stato, della Siria diventa 15 Stati, che non è possibile. Abbiamo gli armeni, abbiamo i cercassi, abbiamo i drusi, abbiamo gli alawiti, abbiamo insomma altri, adesso non mi viene in mente, i curdi e via di seguito, i siriani, i siriaci. Quindi lei dice, se io che sono lo Stato siriano dovessi concedere a tutti un'autonomia, rimarrei senza Siria? Non ho capito, cioè, se lei dovesse concedere a ciascuno di queste 15 etnie un pezzo di terra, dice, della Siria non resta nulla. Non resta niente. Posso intervenire? La comunità internazionale ha già predisposto la divisione della Siria tra la Russia, no, adesso io non voglio andare nel futuro. Questo ma questi dobbiamo sono dirlo progetti apertamente, è un progetto, ma sono progetti è come la Libia, la vogliamo ma adesso non voglio discutere nel futuro cosa succederà. Non è sulla Siria che no, lo so che le potenze straniere decidono per gli altri, l'America e la Russia purtroppo decidono per gli altri. L'abbiamo detto. Sì, ma a me mi dispiace per i curdi che sono stati usati dagli americani per combattere l'ISIS. Possiamo dirgli grazie sempre. E invece no, si sono presi un bel calcio nel sedere. Dobbiamo dirgli grazie, ma chi gli ha dato il calcio in culo sono stati gli americani, perché prima li ha incoraggiati, gli diamo armi, gli diamo soldi, gli davano paghe mensile, normale, per combattere l'ISIS, perché gli americani non volevano sporcare le mani. Hanno mandato loro in avanguardia a morire contro l'ISIS, che hanno fatto benissimo, e poi alla fine hanno detto arrangiatevi, non vi proteggiamo più. Loro si sono stati illusi e purtroppo... e non è la prima volta. Non è la prima volta. Dal 1920 che li illudono. Posso intervenire? Non è la prima volta, perché anche in Afghanistan gli americani si sono inventati i talebani finché l'hanno potuti controllare e poi adesso li combattono e adesso li vogliono fare la pace, perché l'opinione internazionale che deve lavorare per creare un Stato curdo in Turchia, ma non andiamo a difendere un statarello piccolino in Siria che sono 1 milione, 1,5 milioni di curdi. Andiamo a chiedere alla Turchia di avere un Stato per questi curdi che sono 20 milioni. Allora, avete capito, non è una situazione facile, non è così semplice. Fassina già anticipa, attenzione, la Siria sarà già divisa a metà, ne avrete una parte russa, mettiamola così, una parte americana, quindi una parte della Confederazione Russa e una parte degli Stati Uniti. Perché la gente si deve fare gli affari propri sulla terra altrui? La NATO ce lo dice cosa farà col collega, insomma la NATO deve capire tante cose. Beh, insomma, comunque già il fatto che Trump mi ha fatto molto sorridere, abbia detto non fare il matto a Erdogan, non fare il bullo, non fare il matto, proprio nella lettera che gli ha mandato, non fare il duro, non fare il matto.
Beh, insomma, c'è da riflettere. E soprattutto ha chiamato Mattarella mozzarella. Sì, 049 4906 054. Era un lapsus. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Se volete dire la vostra, anche voi siete poi stanchi di questa situazione internazionale, che sentiamo parlare di guerra, forse sentir parlare di guerra siamo diventati un po' col pelo sullo stomaco, nel senso ci stiamo abituando, e abituarsi a sentir parlare di guerra non è mai una bella cosa. Senta, generale Cosmo, ha sentito bene il nostro Mustafa Akilse che dice, insomma, Turchia, fatti gli affari tuoi, Turchia che sei anche così grande che insomma potresti anche creare uno Stato e provare una situazione diversa, e ti sei comportata male, cara Turchia, perché hai invaso senza autorità una nazione, uno Stato. Si parlava adesso durante l'intervallo del fatto che il PKK non esiste più, ma è stato sostituito da un'altra sigla che si chiama IPID, mi sembra. Che è il partito Però la dell'unità. sostanza non cambia assolutamente, c'è quella filosofia che porta i siriani di quella zona travalicare i confini e andare a mettere in croce, diciamo così, i turchi, è rimasta pari pari. Allora la Turchia non vuole essere accettata dall'Europa, fa molta difficoltà essere accettata dall'Europa. E l'Europa non la vuole la Turchia dentro i confini dell'Europa. Cioè l'Unione Europea non la vuole. Ma adesso che si libera il posto della Gran Bretagna, magari un magico cambio la Turchia non c'entrerà, perché prima di tutto perché gli americani e i turchi, io ho toccato con mano, non si possono sopportare. Per esempio tutto il livello informativo che passava ai miei tempi, ma è uguale anche adesso, fra l'America e la Turchia era zero. Cioè, l'America sapeva tutto dell'Europa, scusa la Russia, e noi sapevamo tutto dell'America, va bene? Della Turchia non sapeva niente, perché i turchi sono molto gelosi del loro, giustamente, bagaglio informativo, e non trasmettevano nessuna informazione agli americani. Quindi gli americani, in modo loro, sono un po', cosa vuol dire, sordi, perché non conoscono la realtà turca, non l'hanno studiata. I diplomatici va bene, ma diciamo, le persone, la gente, va bene, non ha saputo rapportarsi fra di sé e non è riuscita a far trasferire simpatia in America per i turchi e in Turchia per gli americani. È rimasto questo, purtroppo c'è questo blocco psicologico. Ma quindi lei sta dicendo che in questo momento storico nel quale comunque, voglio dire, la nazione, la Turchia fa parte della NATO, sì, insomma gli Stati Uniti non riescono ancora a capire quale ingranaggio funzioni all'interno di quella nazione. Perfetto, non riescono a capire. E allora perché se lo tiene dentro la NATO? Per paura? Perché non è un baluardo degli equilibri geostrategici mondiali e soprattutto regionali, perché la Russia è lì, sappiamo, no? Israele è là, l'Iran è là, è tutto intorno, quindi se tu lanci, facciamo giusto per dire, una bomba atomica su Aleppo, che succede? Mica muoiono solo quelli di Aleppo o di Kobane, muoiono un mare di persone, turchi, siriani, iraniani, iracheni, muore l'ira di Dio di nazioni e anche io dico tribù. Perché come si osservava prima, la Libia, parlando giusto anche della Libia, ha in lotta fra loro 350 tribù. Lo stesso penso che avvenga in quelle zone lì. È per quello che alle volte sorrido quando sento il nostro ministro degli esteri andare e dire abbiamo parlato con il presidente, ma di che? Della Libia? Di che situazione? È difficile. Io devo prendere una telefonata. 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Vladimiro, chiamo da Rovigo. Buongiorno. Volevo dire due cose abbastanza veloci. Intanto lì, come dire, è la zona sud della Turchia, è una zona che era stata per molti secoli parte dell'impero ottomano, dopodiché inizialmente gli inglesi, per esempio con l'Ovest d'Arabia e via parlando, hanno attaccato per una questione di egemonia l'impero ottomano e hanno liberato, tra virgolette, molte zone a sud della Turchia,
tra i quali anche la Siria, ma in quella zona lì si può dire che gli unici stati storici veri e propri sono la Turchia e l'Iran, che corrispondono abbastanza alla popolazione effettiva. Quello che c'è adesso, che c'è in Siria per esempio, è un'altra forma di lotta sempre dell'Occidente, in questo caso contro la Russia, perché in Siria il casino che c'è è perché l'America e l'Europa da un lato volevano chiudere la base navale e militare russa che c'è a Tartus in Siria, e lì è una guerra diciamo più di religione, cioè tra gli islamici sciiti contro gli islamici, quelli dell'Arabia. Ma io chiedo una cosa, lei poco fa ha detto ma perché la Turchia non dà uno Stato ai curdi? E allora io chiedo, e perché la Spagna non dà uno Stato ai catalani? E perché l'Ucraina non dà uno Stato ai russi del Donbass? E perché il Kosovo del nord e la Bosnia dell'Ovest non danno uno Stato ai serbi? Cioè, l'Irlanda del Nord che non vuole entrare, non vuole uscire dall'Unione Europea, dice non è facile. No, non è posso facile. capire? Certo, vada Valdemiro. No, solo verso la fine, perché volevo arrivare proprio al concetto, al principio, no? Cioè, purtroppo il discorso dell'indipendenza dei popoli nel mondo è troppo strumentalizzato, cioè prendiamo gli albanesi del Kosovo, avevano l'alleanza giusta e hanno uno Stato, prendiamo i serbi sempre del Kosovo, avevano quello sbagliato e non hanno uno Stato, cioè non si può andare avanti che un popolo ha ragione se è alleato con l'America, faccio per dire, e invece ha torto se come alleato alla Russia. Cioè, io contro i curdi non ho nulla, perché non so perché dovrei avere qualcosa contro i curdi che li hanno fregati nel 1920 e anche adesso. Però non può essere che loro possono avere una cosa, perché noi del Veneto chiediamo 20 materie di autonomia, ma appena siamo secessionisti e siamo martellati. I curdi no, devono avere... Cioè, è impossibile. O c'è una gestione costante per tutti, oppure il discorso se è individuale, singolare, voglio dire, buona fortuna, ma si devono arrangiare, insomma, grazie, buongiorno. Allora, signor Valdemiro, intanto la ringrazio per il suo punto di vista, quindi fondamentalmente la Siria è strumentalizzata perché è terra di scambio tra, diciamo, la Russia di Putin e gli Stati Uniti del nostro amato Trump e la questione sarebbe, insomma, la base navale. È così, le risulta anche a lei? Sì, assolutamente d'accordo. E quello è il grosso problema, c'è lo sbocco al mare per la Russia. Geostrategicamente le nazioni che sono geocentriche, cioè che non hanno il controllo dei mari, tendono a volerlo ottenere. Lo stesso sta avvenendo ai cinesi con i giapponesi, per esempio, no? Lo stesso è successo ai tedeschi e agli inglesi nella Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché la nazione geocentrica, il caso per esempio della Siria, è accerchiata dagli altri e non può sfuggire verso il mare. Consideriamo la Bosnia, per esempio, no? Voi sapete che in Bosnia, se andate fra la Croazia e l'Albania, ci sono 5 chilometri di costa che è bosniaca. Prima la Bosnia non aveva accesso al mare, adesso gli è stato concesso 5 chilometri dalla Croazia per poter accedere al mare. E parliamo, ripeto, della Bosnia e Erzegovina. Il signore prima diceva giustamente come mai i catalani non vengono lasciati indipendenti, come mai i lituani... Perché? Perché questi fatti avvengono soltanto dopo una guerra combattuta. Perché finché purtroppo non si combattono le guerre non si può rivoluzionare il tutto e ricostituire come fece Sykes-Picot con Israele, dando il territorio a... Però anche là abbiamo visto cosa... esatto. Voglio dire, quindi è difficilissimo che si riesca a dare... 100 anni fa si doveva dare, inglesi e francesi avrebbero dovuto formare loro il Kurdistan e tutti saremmo più tranquilli. Non si creò questa realtà del Kurdistan e abbiamo i curdi sparsi per il mondo. Ecco, questa è la situazione. Allora, vedevo che era un po' Mustafa Kilse, lei era un po' sul chi va là con questa telefonata, nel senso ho detto ma no, ma non è così. Lui ha tirato fuori la religione, qua non c'entra niente, fra guerra sunniti e sciiti, non c'è una guerra di religione qua. Qua la guerra è fra i turchi e i curdi, che sarebbe, questi curdi dopo aver combattuto l'ISI si sono sentiti forti con l'appoggio americano e hanno cominciato a creare uno Stato, hanno cambiato il nome delle città in Siria, hanno anche impossessati di terreni che non li aspetta. Si sono comportati un po' come i coloni? Bravissima,
bravissima, si sono comportati come coloni, hanno richiamato altri curdi dalla Turchia, di nascosto venivano, dall'Iraq venivano, hanno impedito l'insegnamento della lingua araba agli arabi. Gli arabi che risiedevano in questa zona, che è sempre stata loro terra di origine, hanno chiuso le scuole arabe, hanno messo scuole kurde, insegnanti kurdi. Tantissima gente è scappata, perché un siriano parla l'arabo, impara a scuola, vedi che la scuola è sua chiusa, tanti sono scappati, sia dentro la Siria. A Damasco sono arrivati milioni di persone. Damasco oggi conta quasi 8 milioni di abitanti, sai, e che sono 3/4 dei profughi che vengono da altre città. E tanti sono andati in Turchia. Per questo dico Erdogan, tanti profughi da me sono venuti. Quando lui caccia via questi PKK, insomma i guerriglieri curdi, questi arabi ritornano nella loro terra, perché era una terra molto bella, fertile anche, tutta di olive, coltivabile, acqua c'è, tutto quanto. Come una cosa lì ha detto una cosa giusta, non si può per un'etnia darla a un Stato, come la Catalogna. Perché l'Espagna non lo dà alla Catalogna? Perché l'Italia non li dà all'Alto Adige? Torniamo ai Paesi Baschi, perché l'Espagna non li dà ai Paesi Baschi? E poi adesso non mi ricordo, ci sono altri stati, c'è anche... Irlanda del Nord. Irlanda del Nord, eccetera, adesso non mi viene in mente... Lituania e via di seguito. Come l'ho detto prima, in Siria ci sono 10 etnie, potete sparisce la Siria. Non possiamo... Ma poi i curdi in Siria nel 1925 contavano l'1,5%, erano 50.000 persone solo. È scoppiata una rivolta in Turchia nel 1933, il capo dei curdi rivoltosi, si chiamava Said Beiran, Durante il governo di Ataturk, che c'era Ataturk quei anni, hanno fatto i curdi una rivolta enorme e i turchi l'hanno saltati addosso, l'hanno massacrati, hanno perseguitati e tantissimi scappati. E sono venuti da noi in Siria, li abbiamo accolti. Quindi, insomma, voglio dire, li abbiamo accolti. Siamo quasi nel 2020, quindi sono quasi 50 Sì, nel 1933 praticamente. Sono quasi 90 anni che ci sono. Oltre 500.000 di curdi sono entrati in Siria e noi li abbiamo accolti. Come il discorso dei armeni. Gli armeni che sono stati massacrati dai turchi sono arrivati da noi, quasi 1 milione di armeni in Siria. Ma in tutto questo, scusi, visto che continuiamo a parlare, questa Turchia, visto che lei dice il massacro e questo e quello, quindi la Turchia ha sempre giocato un ruolo perché è nella NATO. Perché nella NATO. Perché la NATO non può stare senza la Turchia, perché la Turchia è quasi confine con la Russia, perché tutti i centrali di ascolto, tu generale, tu lo sai meglio di me, che sei nel servizio segreto, tutte le stazioni di ascolto dalla Russia e Bielorussia sono in Turchia. Nel nord della Turchia, verso il Mar Nero, l'America ha installato non so quante stazioni di ascolto per ascoltare tutte le discussioni russe. È vero o non è vero? Certo. Allora, un grande orecchio, però insomma la questione è questa, forse alla NATO fa piacere avere possiamo chiamarlo dittatore Erdogan? Sì, perché abbiamo visto gente che è stata ammazzata, giornalisti che sono stati ammazzati, libertà che sono state cancellate. Noi torniamo dopo la pubblicità, se volete intervenire, 049 4906 054. Avete capito quanto è difficile e che alla fine, forse avrà ragione il generale Cosma, ci sarà una guerra galattica e lì la spartizione avverrà. Torniamo dopo. Cosa vuol dire questo? Eccoci qui, siamo tornati in diretta con la nostra trasmissione 049 4906 054 se volete intervenire, come ha fatto il signore di Rovigo che ha detto il suo punto di vista sulla questione che in realtà è una questione che decideranno gli Stati Uniti e la Russia, quindi Trump al momento e Putin. Stavamo proprio disquisendo durante la pubblicità sulla
capacità, sulla evoluzione di questi curdi, dove forse, ripetendo un po' il Movimento 5 Stelle, uno vale uno, cioè una donna e un uomo, mettiamola così, nel senso che è molto evoluta, un po' perché sono più donne, come diceva il dottor Kilse, e un po' perché hanno questo sistema, non so, il sindaco, fate finta di vedere il sindaco e la sindaca, fate finta di vedere il ministro, cioè vanno sempre in coppia, vero, come società, giusto? Questa è una società che sta rimettendo in discussione, soprattutto in un ambiente medio orientale, una società patriarcale, feudale, da cui derivano. Quindi la messa in discussione di questo modello, come dire, sociale, non solo, come dire, è malvisto da tutto il vicinato, ma rimette in discussione i valori anche, tra virgolette, dati dal Corano religioso. Quindi ha delle implicazioni che in qualche modo superano la stessa guerra. Quindi tutti quanti hanno, come dire, interesse a che questo cambiamento, sicuramente, oggi lo viviamo anche nella politica, come dire, spicciola italiana, hai citato il Movimento 5 Stelle, non è ben visto per quello che rappresenta, al di là no, del cambiamento, proprio perché è fatto da giovani, online, tutta una serie di cose che in qualche modo, con le debite proporzioni, rappresenta il Kurdistan. Quindi il Kurdistan spaventa soprattutto perché è un mondo pensato al femminile, in cui la donna è libera di gestire il suo tempo, le sue relazioni, il modo, come dire, di relazionare economico, e quindi il nostro vivere quotidiano oggi, che ci piaccia o no, è fondato prevalentemente su un modello capitalistico. Quindi tornare al baratto, tornare a una società che in qualche modo espropria i grandi, come dire, bottoni, la stanza dei bottoni, per chi può decidere che la tua economia vale oggi 10 e non 100, capisci che è un'economia reale. Io ho 10 capre, io ho 10 cammelli, io ho un ettaro, quindi mi produce questo spaventa. Ma perché i curdi hanno questa grande capacità di autonomia gestionale, certo. E secondo me questo è dettato dal fatto che io lo dico, sono l'unica donna, è perché sono molte donne al potere? Ma anche, soprattutto perché la donna si fa, al di là di altre cose, si fa carico del gruppo. Sì. Quindi non pensa, anche nell'immigrazione, io lo vedo, lo vivo, la donna aiuta a casa, la donna non basta a se stessa. Nel progetto migratorio femminile c'è sempre dietro una famiglia. C'è sempre allora, io devo prendere la telefonata, mi fa piacere che lo dica, perché poi qui c'è anche un medico, di solito la donna è quella che tira un po' più avanti, magari ha anche qualche malattia, ma tira avanti perché c'è la famiglia da mandare avanti e quindi si cura anche di meno spesso. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i presenti dello studio televisivo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire, sono Giancarlo Astlea. Volevo dire che la guerra fredda non è mai finita, anzi si è trasformata, perché secondo me, a mio parere, l'Afghanistan prima è stato invaso dai russi, poi dagli americani, e adesso lì il cuscinetto della Siria e Turchia, ci sono i russi da una parte e gli americani dall'altra con la NATO. Secondo me la guerra fredda non si è mai spenta, è stata trasformata in un modo indiretto per le due potenze di combattersi senza che si combatta gli Stati Uniti e in Russia. E quelli che ci rimettono sono quei civili poveretti che non sono nemmeno capaci di mangiare così, quelli che ci rimettono, e non crediate che un domani anche l'Italia diventi uno Stato cuscinetto. Ecco, io sto parlando un po' macro, ma non si sa mai, perché con la scusa
della crisi economica, può darsi che le mettiamo con uno stato cuscinetto, non crediamo di essere immuni da queste guerre indirette tra le grandi potenze. Grazie, mi sa che siamo già una terra, una guerra per le grandi multinazionali, questo è sicuramente la fine dell'Occidente. Esattamente. L'economia arriva prima della politica, di fatto. Cosa c'è? Aggiungere a Michele, le donne kurde sempre state nella gestione della famiglia o della terra o del paese, sempre all'avanguardia. Non è adesso probabilmente è venuta in evidenza la situazione, ma io ho conosciuto tanti curdi, ho conosciuto tante donne kurde in Siria, non qua, in Siria, erano sempre all'avanguardia sulla gestione della famiglia, della terra, del negozio, del lavoro, sì, erano già avanti. È una forma... Erano emancipate rispetto al modello arabo dominante? Sì, no, il modello arabo dominante è il maschio sempre, mentre nella società kurda, anche i curdi che erano in Siria o in Turchia, anche loro erano donne molto emancipate, decidevano loro l'andamento. Cioè, stavano nel ruolo di comando. Sì, erano molto. Io prendo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Allora, io penso che sia ora da anni di finirla con queste guerre solo per interessi. Se questi dittatori andassero loro in prima linea, non la farebbero più, perché o sono morti o quelli che vogliono farla hanno paura, sono dei codardi. Io sono stanca di vedere tutte queste guerre, ma perché chi che prende di mezzo siamo noi umani, bambini e tutto. È ora di vergognarsi per interessi. Tutto il giorno con queste guerre sono stanca, morti destra e sinistra, ma non è nessuno che può fermarla questa gente. Andiamo tutti al governo, tutti parliamo, andiamo tutti all'Europa per sentire, per parlare di tutte le nostre cose. Ma quando fate qualcosa che vi stiamo pagando per niente, per andare avanti in queste maniere qua? Signora Giusy, chiarissimo. Madonna Santissima. Ma arrivasse... Non so più che cosa dire. Signora Giusy, grazie, mi è piaciuto molto questo intervento, proprio spontaneo. Dice: se dovessero andare in prima linea un Trump, un Putin, un Erdogan, sarebbero tutti di gran codardi. Io me li vedo proprio che se ne vanno, che si ritirano. Senta, 049 49 06 054, dite la vostra. Una guerra fredda che non è mai finita, ha detto quel telespettatore. La signora Giusy dice: siete tutti dei gran codardi. Ed è tutto un interesse. Senta, lei che è stato nella stanza dei bottoni, dei segreti, della NATO, ex servizi segreti, ebbene, allora... Ma ci tiene, perché dice: se ho un segreto adesso lo può rivelare, perché sono passati anni. Sì, assolutamente. Parlo dei primi anni 90, diciamo. Allora, si vis pacem para bellum. I latini dicevano: se vuoi la pace, prepara la guerra. Perché la storia non fa salti. Considerate che la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale sono state considerate tutte insieme come la guerra dei 30 anni combattuta. Non è stata una di 5 anni e un'altra di 4 anni, no? Sono stati 30 anni combattuti. Adesso, dopo 70 anni di pace in Europa, c'è la guerra dei 100 anni. Se voi andate nei libri di storia, vi rendete conto che ci sono state combattute le guerre dei 30 anni, le guerre dei 100 anni. Si ripete, la storia si ripete. Non ci sono salti della storia. E quindi dice bene la signora, dice bene anche il signore prima con le loro domande: ma come mai la guerra è sempre presente? Perché l'uomo è crudele, lo stanno dimostrando, lo stanno dimostrando lì proprio al confine fra la Turchia e il Kurdistan, magari ci fosse il Kurdistan, per quegli inserimenti dell'IPID adesso, non più PKK, notturni dove si andavano i guerriglieri o pseudo-guerriglieri o ribelli, che dir si voglia, dottore, entravano nel territorio turco e uccidevano la povera gente. Erano atti di guerra fatti verso i turchi, e i turchi stanno rimbalzando, stanno rovesciando la frittata a loro favore, perché credono che tecnicamente questo sia un momento propizio per loro. Invece non è per niente, perché l'America e la Russia, per non parlare della Cina, custodiscono bene la pace geostrategica mondiale. E quando ci sono queste piccole tessere del mosaico che si muovono... l'hanno lasciato fare?
perché se io sono nella stanza e mi sto coordinando, vedo che un mio pedone sta andando oltre, lo fermo, lo blocco, perché lo faccio mangiare se giocasse a Erdogan scacchi. si è montato la testa, è stato convinto con l'appoggio di Putin di poter andare fuori dalla logica NATO. La NATO è presente come forza di pace anche in Afghanistan. Quando l'ONU, ecco, partiamo un po' alti, dottore, quando l'ONU decide di fare un intervento, delega la NATO, se vogliono conseguire certi risultati, a farlo. E allora abbiamo anche i nostri soldati, i nostri ragazzi in Afghanistan, che sono... Esatto, dappertutto, in Kosovo, in Jugoslavia, in Bosnia, dappertutto. C'è questa NATO, perché la NATO dopo la guerra fredda, come diceva bene la signora, poteva anche essere eliminata. Ma non fu eliminata perché? Perché è un fattore di equilibrio mondiale ancora. E grande, anche un grande fattore economico, per chi Bravo, produce esatto, armi, perché Di Maio ha detto basta, noi non mandiamo più armi, allora abbiamo mandato armi, abbiamo mandato bombe, abbiamo mandato armi e ci facciamo anche noi la nostra economia. Allora io devo chiudere, magia, da qua, ecco arriva un libro e l'ha scritta all'epoca la sua città, che adesso è totalmente distrutta, ha detto, vero? Metà città, pensate, fate finta della vostra città, metà non c'è, e che si chiama Immigrati siriani in Italia, e siete tanti? Beh, in tutta Italia saremmo 2000. 2000, capito. E invece poi in generale devo chiudere, mi dà un distintivo perché oggi sono stata... Le forze presenti in Afghanistan, i nostri ragazzi, del corpo delle trasmissioni. Ed è una... Lei è giornalista e lui delle trasmissioni. Che adesso chiudiamo perché altrimenti poi... ecco, vediamo se si vede. Sì, sì, ecco, è la stella delle trasmissioni. È la stella delle trasmissioni che ora... appoggio perché dobbiamo chiudere. Io ringrazio davvero molto tutti coloro che hanno ascoltato, per questa è una trasmissione da ascoltare per cercare di comprendere, chi ci ha chiamato, chi ha espresso la sua opinione, chi ci guarderà in replica. Grazie ad Antonio Cosma, generale della NATO, al quale spillerò dei segreti. Grazie a Michele Fassina, rappresentante dell'Associazione Immigrati ed Extracomunitari di Padova, e grazie a Mustafa Kilse, medico siriano, che è fiero, è italiano ormai lei, giusto? No, lei è siriano. Sì. Torniamo... italiano dal 77. Ecco, però noi torniamo come sempre domani. Grazie, arrivederci. Buona giornata, arrivederci.